Tragedia nel pomeriggio a Resana, 26enne motociclista travolge un 70enne in bicicletta, il Centauro muore grave il ciclista e la ragazza che si trovava in sella al bolide con il giovane. Notte di incidenti nella Marca, il più grave a San Biagio di Callate con un'auto che dopo l'impatto contro un albero è carambolata per oltre 100 metri sull'asfalto finendo sulla pista ciclabile, feriti 3 giovani, uno è grave. Morta soffocata a 6 mesi da un boccone di traverso in attesa del nulla osta per la sepoltura in Senegal, lo strazio dei genitori della bambina. Rissa con spranghe tra stranieri nella piazza del municipio a Mareno di Piave, intervengono i carabinieri, denunciato un giovane indiano. Un'altra rissa, stavolta tra ragazzi italiani in centro a Oderzo, spunta anche un coltello, uno dei giovani ferito entra in pizzeria a chiedere aiuto, 2 finiscono in ospedale. Nel giorno della commemorazione dei defunti al cimitero di San Lazzaro, il sindaco Contri lancia l'itinerario storico per le scuole tra le tombe dei personaggi famosi. 6 anni fa l'incubo della tempesta Vaia con le sue piogge incessanti e le raffiche di vento che devastarono la montagna veneta. Domani alle 21 il racconto di quei giorni terribili nel documentario di Media Nord-Est. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque siamo a raccontarvi ancora una volta di una tragedia lungo le strade della provincia di Treviso. Un gravissimo incidente avvenuto nel tardo pomeriggio a Resana, lo schianto tra una moto e una bicicletta davanti, peraltro alla casa del sindaco di Resana. C'è un 26enne morto, il motociclista è morto, è in gravi condizioni il 70enne che era in sella alla bicicletta, grave anche la ragazza che si trovava in sella accanto insieme al 26enne che probabilmente è del Padovano, morto nello schianto. Ma ci racconta tutto, ci dà gli ultimi aggiornamenti Cristian Arboit in diretta insieme a Tommaso Migotto davanti al luogo della tragedia. Cristian. Sì Nicola, buonasera a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. La vittima ha 32 anni, è di Loreggia, è Michele Brugnaro. Possiamo dare il nome perché sono state espletate tutte le procedure di rito, sono arrivati anche qua sul posto e se ne sono andati i familiari, quindi c'è stato il riconoscimento della vittima. Dicevi bene, un pomeriggio molto concitato qui in via Venezia, siamo a Resana sulla strada che porta a Loreggia, una strada molto trafficata. Vi possiamo mostrare il luogo dell'incidente proprio perché però non ci avviciniamo troppo perché la strada è stata adesso appunto liberata. Fino a pochi secondi fa c'era il corpo della vittima a terra. Sulla dinamica stanno indagando gli uomini della Polizia di Stato supportati dai carabinieri. Sul posto fino a qualche secondo fa c'erano anche gli operatori del SUEM 118. C'è una vittima, quindi questo 32enne di Loreggia, Michele Brugnaro, che era in sella alla sua moto con la fidanzata originaria qui di Resana, che però adesso viveva con lui a Loreggia. Coinvolto in questo incidente stradale terribile anche un ciclista 70enne originario di Noale. Qui con me c'è il sindaco di Resana, Stefano Bosa. È stato proprio il sindaco di Resana a lanciare l'allarme perché vedi, non so se possiamo mostrare Tommaso, la luce di quella casa qui a 150 metri più o meno in linea d'aria è la casa del sindaco. Lei sindaco di fatto ha assistito alla scena? Purtroppo sì, purtroppo è successo oggi pomeriggio, era 4:30 circa e ho sentito un gran botto. Io ero fuori in giardino e ho visto volare la moto, il motociclista da una parte, il ciclista dall'altra. Una scena veramente raccapricciante, anche vedendo come erano messi i due per terra. Ecco, lei prima ha visto il ciclista sostanzialmente, da quello che ho capito. Sì, l'avevo visto
mezzo minuto prima, pochi secondi prima, il ciclista l'avevo visto passare proprio di fronte a casa mia, l'ho visto tornare, quindi è tornato indietro praticamente, tornava verso il centro del paese e subito dopo ho sentito la botta, quindi forse ha voluto attraversare la strada, ha voluto magari attraversare per cercare una laterale e è stato preso in pieno dalla moto. Ecco, perché la moto quindi stava procedendo da Resana verso Loreggia e la collisione è avvenuta in questo tratto. Tommaso, non so se possiamo mostrare qua. Il sindaco ci mostra dove è avvenuta la collisione. Praticamente qua all'ingresso della stradina, la moto arrivava da Resana e l'ha preso in pieno. Quindi probabilmente il ciclista è arrivato fino a qui e ha attraversato la strada, non c'è nessun attraversamento. No, sono due laterali, non c'è un attraversamento pedonale, non c'è nulla. Quindi la collisione a quel punto è stata inevitabile. Sì, probabilmente la moto immagino a velocità sostenuta, perché effettivamente dallo sbalzo che c'è stato ho visto il ciclista veramente volare, il motociclista, il casco è partito, la moto è andata circa 50-40 metri più avanti, quindi la velocità era sostenuta sicuramente. Purtroppo questa è una strada che invita alla velocità. In passato sono successi anche diversi incidenti mortali, era qualche anno fortunatamente che non succedeva qualcosa di mortale, purtroppo ci siamo arrivati adesso. Ecco, tra l'altro, parlando con alcuni residenti, ci dicevano questa è una strada dove si corre, ci sono dei residenti che ci hanno detto, abbiamo chiesto anche l'autovelox, però... Sì, l'ha chiesto il sindaco che ci abita qua, però purtroppo mi pare che adesso questo periodo tra Fleximen e contro le proteste contro gli autovelox mi pare che siamo all'opposto di quello che è un po' di buonsenso, perché io questi qua, scusatemi lo sfogo, però questi che protestano contro le multe illegittime degli autovelox li dovrei invitare, magari come ho fatto io prima, a comunicare ai parenti che c'è un loro congiunto lì per terra morto. Il sindaco tra l'altro giustamente è molto scosso, prima abbiamo visto il suo abbraccio proprio con i familiari della vittima, con il fratello e i nipoti. Sì, sono arrivati qua, anche loro non sapevano nulla, sapevano l'incidente, però purtroppo hanno visto Michele, si chiamava così il ragazzo, per terra, quindi ho dovuto comunicarglielo. Allora adesso possiamo appunto vedere più da vicino, raccontarvi questa dinamica. Il sindaco Stefano Bosa è già stato chiarissimo, questo è quello che resta della bicicletta. Ricordiamo che in sella a questa bicicletta c'era una settantenne che ora si trova in gravissime condizioni, in fin di vita, al Cafoncello di Treviso. Sindaco, lei tra l'altro questo settantenne rispondeva agli stimoli? No, io l'ho visto molto, l'hanno portato via, che la situazione era molto grave, molto grave. La ragazza che era assieme col motociclista parlava, era cosciente, aveva subito anche lei piuttosto dei danni importanti, però era cosciente. Quindi la fidanzata di Michele, diciamo, era cosciente, questo è l'importante. Noi adesso ci stiamo dirigendo con Tommaso Migot e quindi potete capire la traiettoria assolutamente micidiale che ha imboccato questa moto. Ecco, lì c'è la moto a bordo della quale c'era Michele Brugnaro con la fidanzata. Ecco la moto. Sindaco, c'è poco da dire. Sì, c'è poco da dire, guarda, la rabbia per queste cose, perché magari bastava un attimo di attenzione, una velocità magari più moderata, chissà cosa è successo, però purtroppo abbiamo perso un giovane ragazzo che abitava qui a un paio di chilometri, quindi da qui a Resana, quindi purtroppo domenica 16-17 novembre è la giornata internazionale per le vittime sulla strada. Noi ogni anno mettiamo fuori dal municipio un'auto, una moto distrutta per cercare di dare dei messaggi ai ragazzi per dire fermiamo la strage. Quest'anno non serve neanche cercare la moto, ce l'abbiamo qua pronta, purtroppo.
Sindaco Stefano Bosa, grazie per la sua testimonianza. Allora Nicola, con l'immagine di Tommaso Migot ti restituisco la linea da Resana, dove proseguono chiaramente ininterrottamente le indagini della Polizia di Stato supportata dai Carabinieri. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit e Tommaso Migot, grazie anche al sindaco che era visibilmente sconvolto. Dunque l'aggiornamento dei dati è 32 anni, il centauro morto Michele Brugnaro di Loreggia, a poca distanza da dove è successo l'incidente, mentre l'anziano ciclista, un settantenne di Noale, in gravissime condizioni, ferita in modo grave, meno grave dell'anziano ciclista, la giovane che era in sella, era la fidanzata di Michele Brugnaro, che originaria di Resana ma che con lui viveva a Loreggia. Questo dunque quanto accaduto a Resana. E poi c'è un altro ciclista invece che è stato investito questa mattina in piazza Castelcucco, travolto da un'auto che svoltava verso la piazza. Per l'uomo, un 64enne di Loria, escoriazioni multiple, contusioni, è stato ricoverato in pronto soccorso a Castelfranco. Sul posto la polizia locale, Unione del Grappa, oltre all'automedica e l'ambulanza di Pedemontana Emergenza. Come vediamo nelle immagini è ricoverato in ospedale questo 64enne. E poi era già stata una notte di incidenti nella Marca, a Conegliano, ma soprattutto un incidente a San Biagio di Callalta con un'auto che, pensate, ha carambolato per 150 metri. Ero in casa e ho sentito un forte rumore, come un raschiamento sull'asfalto, ma non capivo cos'era. Sono andato giù e ho visto questa macchina tutta accartocciata che era finita sulla pista ciclabile. Accartocciate con le ruote all'aria dopo una carambola potenzialmente micidiale. Così appariva l'auto nella quale viaggiavano 3 giovani kosovari, 2 di questi fratelli. Sono circa le 11 di sera in via Madonna Spercenigo di San Biagio di Callalta, quando il mezzo sbanda nel vicino fossato per poi sbattere violentemente contro questo albero. La corsa sembra inarrestabile e prosegue per circa 150 metri, fortunatamente senza incontrare altre auto o pedoni nella sua folle traiettoria. È rotolata fino a finire sulla ciclabile, ha buttato giù tutti i cartelli ed è finita addosso a degli alberi e là si è fermata. Il rumore è sordo, l'allarme parte in poche frazioni di secondo, si fermano altri automobilisti, arrivano SUEM, vigili del fuoco, carabinieri. La situazione peggiore è quella del fratello del conducente. Uno è sbalzato fuori dal colpo. 2 invece erano dentro che neanche non si muovevano. Quanto alla dinamica, pochi dubbi, c'era sì foschia ma la velocità sarebbe stata molto elevata. I segni sull'asfalto ancora insanguinato sembrano inequivocabili e sempre la velocità potrebbe essere all'origine dell'altro incidente successo poco dopo a Conegliano, all'incrocio tra via Lourdes e via Fabris, con un'auto che si è rovesciata dopo aver impattato contro altri 2 veicoli. Nessun ferito grave, solo tanta paura, con la strada chiusa fino a notte fonda e super lavoro per carabinieri e operatori del soccorso. Un anno fa invece, l'1 novembre, moriva Daniele, appena 18enne, che era uscito di strada mentre stava provando la moto di un amico. La tragedia di Sanfior. 12 mesi dopo la famiglia ha voluto organizzare un evento per ricordarlo e parlare ai suoi coetanei. Ti chiudi in te stesso e certe volte non pensi neanche a loro, vorresti fare dei passi da cui non puoi più tornare indietro, però la forza di reagire per loro e anche per lui, perché sono sicuro che si arrabbierebbe con me. Il dolore che rimane scava dentro, un dolore che un padre e una madre che hanno perso il figlio stanno combattendo da un anno, da quando il loro Daniele non c'è più, morto il giorno di Ognissanti mentre provava la moto di un amico. Ed è proprio per reagire a quel dolore ed imparare da una tragedia che a distanza di un anno la famiglia, aiutata dall'associazione Casa KO, ha organizzato un evento a Sanfior, un appuntamento per non dimenticare. Ieri qua era pieno di moto, di ragazzi che... È stato detto, perché io tante volte non riuscivo a alzare gli occhi, no? Ragazzi che anche piangevano, emozionati per quanto è stato detto,
per quanto gente c'era. C'è stato un momento in cui abbiamo poggiato a terra il casco di Daniele, è stato là secondo me un momento toccante anche per loro. È stato un momento davvero toccante, cioè vedere tutti questi ragazzi che hanno parcheggiato le loro moto, le loro macchine, sono venuti qui nel silenzio che il momento chiedeva. Per non dimenticare Daniele, si legge, le foto del ragazzo appese allo stand, il rombo dello scooter, il casco a terra, le magliette della bici che tanto amava. Ricorda papà Francesco, mentre era al lavoro con il camion, vide un gruppo di giovani intenti a fare quello che stava facendo il figlio con gli amici. Scese e si rivolse a loro. Io ho detto che comunque è giusto divertirsi, però non devono mai dimenticarsi di tornare a casa dai loro parenti, perché loro alla fine quando, come mio figlio Daniele, vanno via, loro lassù stanno bene e il dolore rimane qua. Daniele Gnofo aveva 18 anni, la morte in via Galileo Galilei, quando in sella alla moto presa in prestito dopo un'impennata sbandò, fu sbalzato a terra e finì contro una cancellata. Tante volte si privano anche i genitori o i figli, viceversa, di un bacio, un abbraccio, anche quello è un messaggio da non vi private, perché nel nostro caso questo non lo possiamo più fare. Abbiamo visto in apertura l'incidente mortale avvenuto a Resana con un 32enne di Loreggia, Michele Brugnaro, che è morto nello schianto, il motociclista. Marca trevigiana e padovano, e Loreggia in particolare si incrocia ancora con la marca trevigiana nella cronaca, perché questa volta è stata una automobilista trevigiana di Vedelago a travolgere con la sua auto un bimbo di 8 anni a Loreggia. Il piccolo è gravissimo, è l'ennesimo minorenne in bici travolto da un'auto in questi giorni. Stava pedalando sulla sua bici in via Boscalto Est a Loreggia. Erano le 10 quando un bambino di 8 anni è stato investito da un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. Una svolta improvvisa, racconterà agli agenti della polizia locale la conducente del veicolo, una 47enne di Castelfranco Veneto, che avrebbe tentato un'inutile sterzata per evitare la bicicletta. Subito soccorso, il bambino è stato dapprima ricoverato a Campo San Piero, poi trasportato all'ospedale di Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia locale del Camposampierese, che hanno sottoposto la donna agli accertamenti di rito. Il 7° grave incidente che ha visto coinvolti dei giovanissimi nel padovano in poco più di un mese. Lunedì scorso la morte di Eleonora Chinello, 14 anni, investita in bici mentre andava a scuola a Sant'Angelo di Piove di Sacco. A fine settembre le morti di Alessandro De Marchi, 18 anni, di Mestrino, e Sofia Gambato, 17enne, di Campodarsego. Altri 2 giovanissimi studenti delle scuole medie sono rimasti feriti dopo essere stati investiti a San Martino di Lupari e a Noventa Padovana. Infine la tragedia della piccola Olesia, la 12enne ucraina, investita e uccisa da una motrice di un treno a Padova. Un incidente c'è stato anche questa mattina lungo la superstrada pedemontana veneta nel territorio comunale di Povegliano, e rimane ad essere coinvolto in questo incidente una camionetta del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, che è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento schiantandosi sulle barriere. Ha riportato un vigile del fuoco di 59 anni di Castelfranco Veneto, ha riportato la frattura di una gamba e serie lesioni addominali. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ma la prognosi dovrà essere sciolta dai medici nell'arco delle prossime ore. Vigili del fuoco che stavano tornando proprio da un intervento di salvataggio che vediamo in queste immagini, un intervento di salvataggio del 74enne malato di Alzheimer che era scomparso dalla sua abitazione nel pomeriggio di ieri a Tarzo e che è stato trovato questa mattina alle 6:30 nel bosco. Aveva passato una notte all'addiaccio. Fortunatamente l'uomo è stato trovato in stato confusionale ma in buone condizioni, senza ferite apparenti. Almeno in questo caso una buona notizia, il ritrovamento in buone condizioni, anche se ovviamente sconvolto dalla nottata passata all'addiaccio di questo 74enne a Tarzo. E poi c'è la tragedia di Vazzolo, l'abbiamo raccontato ieri già nell'apertura del nostro telegiornale, la tragedia della bimba di 6 mesi morta soffocata da un boccone di traverso in attesa del nulla osta che consentirà la sepoltura della piccola Rocaia in Senegal. C'è lo strazio ovviamente di una famiglia. Prima ha detto il mamma dove ero te? Non lo so cosa hai detto io, non lo so.
dove sei mia sorella? E così ti tocca il cuore, perché tu non sai che cosa dici. Mamma Awa e papà Lamine hanno il cuore straziato e non sanno cosa rispondere ai due figli maggiori, 4 e 8 anni, che continuano a chiedere dov'è Rokeya, la piccola di casa, 6 mesi appena, morta soffocata da un boccone di traverso. È un dolore composto, dignitoso quanto straziante quello della famiglia Guisse. I due giovani genitori di origine senegalese ci accolgono nell'appartamento dove vivono a Tezze di Vazzola. Rokeya, 2 occhioni scuri e una cascata di riccioli, era una bimba sana e vispa. Alternati alle poppate da qualche settimana mangiava gli omogeneizzati e come gli altri giorni, anche giovedì, la piccina dopo la pappa si era addormentata in braccio alla mamma. Lei dormi, dopo qualche minuti io, visto lei fa così, ho paura, già andato fuori, grigliare tutti vieni dammi mano. È il papà a raccontare i drammatici momenti quando la piccola Rokeya comincia a non respirare. Urlando aiuto, avvisando tutti i vicini del condominio, e loro bravissimo hanno chiamato il 118 e anche io sono andato alla farmacia a chiamare la dottoressa, anche lei brava, è arrivato, ha dato mano, intento salvarla, però dopo arriva l'ambulanza e facevano tutto lo che possono loro, tardarono 1 ora qua a rianimarlo e dopo lo portarono all'ospedale, che quando lo metterono all'urgenza e 10 minuti dopo mi ha detto la dottora che già non lo possono salvare, è troppo tardi. L'intera comunità di Tezze in queste ore si stringe alla famiglia Guisse, la comunità senegalese, ma anche i compaesani fanno visita e portano doni per dimostrare la vicinanza ai 2 giovani genitori straziati dal dolore, ma sostenuti da una grande fede. È arrivato Dio, noi siamo musulmani, creiamo lo che arriva sempre, lo che fa Dio. È una cosa che deve arrivare, è dura, dura, una bambina di 6 mesi ti lascia così, però sono cose di Dio e se noi possiamo salvarlo non va, però così sono la vita, non possiamo fare niente. Adesso pochi istanti di pubblicità, c'è ancora molta cronaca nel nostro telegiornale a partire da tante risse tra Marino di Piave e Oderzo. A fra poco. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo allora, come dicevamo prima della pubblicità, con le risse violente in piazza, anche davanti al municipio, come è accaduto per esempio a Mareno di Piave. La festa per la notte di Halloween al bar Cortina in piazza Municipio a Mareno di Piave, interrotta da una dozzina di stranieri in evidente stato di alterazione verosimilmente alcolica. Allontanati dal locale, i giovani hanno proseguito gli schiamazzi all'esterno nella piazza, andando poi a prendere tirapugni e mazze, probabilmente per vendicarsi dall'essere stati messi alla porta. Il titolare del locale è stato colpito con una sprangata sulla schiena, per fortuna senza serie conseguenze. Nel frattempo erano stati allertati i carabinieri, che in breve sono arrivati sul posto sedando la rissa. Nel fuggi generale un giovane indiano è stato bloccato, identificato e denunciato per possesso di una spranga in ferro lunga 1 metro, prontamente sequestrata dai militari. La notte successiva un nuovo episodio sempre nella piazza di Mareno, con un rumoroso litigio tra giovani che si sono poi allontanati senza altre conseguenze. Da Mareno di Piave a Oderzo, ancora una rissa, questa volta protagonisti giovanissimi diciottenni, appena diciottenni italiani, è spuntato anche un coltello. È entrato dentro sto ragazzo cercando aiuto, che aveva un bagno perché aveva sta mano sanguinando, e gli ho detto di aspettarmi un attimo, che sono andato al primo soccorso, gli ho dato della carta per poterlo tamponare un po' il sangue, ma in tempo che sono uscito fuori il ragazzo era già andato anche via, c'è un attimo che chiamo i soccorsi. L'irruzione alla pizzeria Il Lucano all'ora di cena per chiedere aiuto, la mano insanguinata, poi la fuga. Pochi minuti prima l'accoltellamento. È in questo punto che dal gruppetto di ragazzi poco più che maggiorenni uno tira fuori un coltello, l'altro un taglierino, la lite degenera. Una signora era qua che stava appagato, allo stesso momento si è sentita
un po' male, quindi l'abbiamo fatto sentire perché ha visto questo sangue per terra, perché sembrava veramente un lago. Lite iniziata poco prima nella centralissima piazza Carducci all'ora dell'aperitivo di un giorno di festa. Sono tutti residenti ad Oderzo, italiani, alcuni di loro di origini nordafricane. Probabilmente alterati dai fumi dell'alcol iniziano a litigare, percorrono diverse centinaia di metri per arrivare fino a qui, Piazza l'Europa. Ho visto dei ragazzi ubriachi che scendevano da una macchina dal terrazzo, però io stamattina alle 7 quando sono uscita ho visto tutto il sangue, ma non so dirle cosa possa essere successo. Il titolare Il Lucano chiama i carabinieri, non sarà l'unico, sono tanti i passanti che assistono alla scena benché i negozi siano chiusi per Ognissanti. Io sono scesa e ho visto questo, sono rimasta, adesso possiamo dire tranquillamente tutti, siamo un po' preoccupati e sinceramente scendere alla sera fa un po' paura adesso. È un disastro, per fortuna che c'è una bella fetta di giovani bravi. In queste ore sono al vaglio dei carabinieri le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. In fase di identificazione anche gli altri ragazzi del gruppo, in tutto una decina. 2 sono stati rintracciati già ieri sera all'ospedale, dove erano arrivati per le ferite riportate. I carabinieri li hanno denunciati a piede libero per rissa e lesioni personali. Sono entrambi italiani. Il sindaco Maria Scardellato sta seguendo in queste ore l'evolversi delle indagini. È accaduto ad Oderzo come sarebbe potuto capitare in qualsiasi altro posto, dice interpellata. Non ritengo, aggiunge, che ad Oderzo ci sia un problema di sicurezza. Sui social però intanto esplode l'indignazione per quanto accaduto. In poche ore la notizia è già di dominio pubblico. Qui adesso non siamo abituati a queste cose qui. Credo che ci vorrebbe un controllo maggiore sulla vendita dell'alcol ai minorenni, che non c'è assolutamente. Forse dovrebbero aumentare i controlli, questo sicuramente. I ragazzi hanno bisogno di stare assieme, ma se per trovarsi possono trovarsi solo al bar, cosa fanno al bar? Bevono. Quando bevi uno è litigato e fai presto a farle. Anche perché proprio a Oderzo 24 ore prima era successo un altro grave episodio. Hanno anche gridato un po' cose brutte, insomma, nei confronti di extracomunitari, andate a casa vostra, eccetera, eccetera. Che io appunto ho chiamato i carabinieri, ho messo viva voce, li ho minacciati per dire ecco guardate che sto chiamando, e poi ho messo in voce che i carabinieri hanno sentito le urla e le grida che facevano. Prima di inveire contro i residenti di questa casetta, tutti indiani avevano lanciato in giardino petardi per farli esplodere, prima di via Frassinetti, poi salendo sull'argine da lì. È il vicino Luigino Covre a riprenderli e chiamare il 112, il gruppetto scappa. Dopo mezz'ora però sono tornati e hanno buttato 2 o 3 petardi anche qui nel mio giardino. Giovanissimi, sicuramente minori, afferma con certezza il signor Luigino, cui da manforte anche Sergio, proprietario della casa a fianco. Anche bambini di 10-12 anni che fanno parte della compagnia. Hanno lanciato petardi? Sì, anche qui da me. Sì, dopo vanno dietro. Non hanno nulla da dire sull'episodio alcuni indiani residenti nella casa, fermati, non conoscono nemmeno l'italiano. Le molestie da parte del gruppetto di ragazzi sono continuate però tutta la notte, sprezzanti dal fatto che le forze dell'ordine siano state allertate. È una disperazione, a Oderzo è una disperazione, i vigili non fanno niente. Ma seminano il panico sti ragazzi? Cioè, la gente ha paura, perché sono 10-12 persone. E se tu vai a parlare loro ti rispondono male, non siamo sicuri. A mezzanotte, l'una di notte, ragazzi 12-13 anni vanno in giro. La settimana scorsa la polizia ha eseguito uno sgombero in un'altra casa della via occupata da abusivi. E allora le cerimonie, oggi le commemorazioni dei defunti nel cimitero monumentale di San Lazzaro. A partire dalle cerimonie per i caduti di tutte le guerre c'era anche il ministro della giustizia Carlo Nordio. Potenziare le nostre forze armate nell'ambito dell'integrazione europea. Più soldati e armi europee, guardando agli attuali scenari di guerra, ma anche a quelli probabili in un futuro più che mai prossimo. Questo è il messaggio dal ministro Carlo Nordio al termine delle cerimonie in ricordo di militari e partigiani che hanno dato la vita per la patria. Ed è su questo termine che il ministro ha voluto coinvolgere le famiglie nell'educazione delle nuove generazioni. La prima forma educativa arriva dalla famiglia, quindi sono le famiglie che devono tramandare ai ragazzi i valori
della patria e della nostra tradizione. Valori ricordati nelle 5 cerimonie che si sono svolte al cimitero monumentale di Treviso, la prima al mausoleo dei partigiani, poi ai militari caduti di tutte le guerre, poi al giardino degli eroi, al monumento agli aviatori ed infine a quello degli esuli giuliano-dalmati, in un percorso dove forse a mancare sono stati i giovani e le scuole. Purtroppo a scuola non si studia molto la storia contemporanea e quando viene studiata spesso viene fatta in modo abbastanza parziale, per non dire qualche volta addirittura politico. Ed è proprio sulla conoscenza degli errori del passato che per il ministro si devono fondare le azioni del presente, con un preciso riferimento alle condizioni che portarono alla Seconda Guerra Mondiale, molto simili alle attuali partendo dalla guerra in Ucraina. La lezione della storia è che innanzitutto bisogna sempre tendere al negoziato, ma tendere da una posizione di forza, mai da una posizione di debolezza, altrimenti diventa una resa. E la storia ci insegna che quando ci si arrende, soprattutto a un dittatore, il suo appetito non viene appagato ma viene addirittura aumentato e quindi è un prodromo per una fonte di guerra successiva. E una delle consuetudini di questa giornata è la deposizione dei gladioli rossi da parte dell'amministrazione comunale di Treviso sulle tombe dei personaggi famosi e dal prossimo anno questo singolare itinerario, lo avevamo già anticipato proprio con Lucio Zanato qualche mese fa, sarà proposto alle scuole per far conoscere alle giovani generazioni le vicende di donne e uomini che hanno lasciato un'impronta nella storia cittadina e per chi si fa cremare il sindaco sta già pensando anche agli alberi. Nel giro di un anno saremo pronti con questo progetto perché girando attraverso il cimitero monumentale di San Lazzaro scopriamo che ci sono dei personaggi davvero straordinari che hanno scritto la storia della nostra città. Un itinerario tra le tombe famose per toccare con mano chi nel proprio passaggio terreno ha lasciato un'impronta nella storia di Treviso. L'idea sviluppa un opuscoletto edito dal Comune molti anni fa per iniziativa dell'allora assessore Letizia Ortica, documento ancora oggi utilizzato da Casugana per la posa di questi gladioli rossi. Quasi un viaggio nella storia tra l'abate Bailo, a cui dobbiamo i musei cittadini e il salvataggio degli affreschi di Tommaso da Modena, e il restauratore Membi Botter, che ancor bimbo, camminando in bilico tra i travi scoperchiati del bombardamento del 7 aprile 1944, salvò il Palazzo dei 300 dalla demolizione definitiva da parte dei tedeschi. Ma è solo un esempio dei tanti itinerari che raccontano l'aspetto immortale di queste persone. Questo percorso che collega tutti questi straordinari personaggi e soprattutto dare la possibilità alle scuole di farli conoscere venendo qui in un luogo sacro con grande rispetto per conoscere la storia della nostra città. Ma con le cremazioni molti personaggi rischiano di scomparire definitivamente e allora il sindaco sta già pensando agli alberi che ingentiliscono San Lazzaro. Troveremo il modo di ricordarli, potrebbero essere anche gli alberi che oggi qui fanno parte di un patrimonio verde importante che richiamano appunto questi passaggi terrestri. È un gran bel lavoro e soprattutto sono convinto che far conoscere ai giovani di oggi la storia della nostra città attraverso chi l'ha scritta e quindi chi ha dedicato la propria vita sia una cosa molto interessante da fare assolutamente. Sindaco che però non si dimentica dei vivi e relative polemiche per quei loculi affollati di urne provvisorie che qualcuno un po' in maniera macabra ha già soprannominato i condomini del carro estinto. Mi scuso con coloro che in questo momento stanno vivendo una situazione di disagio, posso però invece comunicare che nel mese di novembre verso la fine cominceranno i lavori sia nel cimitero maggiore sia nel cimitero di Santa Bona e credo che nel mese di febbraio-marzo i lavori saranno completati e quindi torneremo alla normalità. Un appuntamento con la programmazione perché lunedì 4 novembre festa delle Forze Armate. Come sapete il Capo dello Stato Sergio Mattarella sarà a Venezia, sarà un importante evento, sarà alle 12, allora Antenna 3 anticipa la prima edizione con un'edizione straordinaria alle 11:30 per raccontarvi un po' l'attesa del Capo dello Stato a Venezia. Ci sarà anche il Ministro della Difesa Crosetto e le frecce tricolori. Intanto è una piazza San Marco che sarà blindata. Una piazza San Marco blindata accoglierà lunedì mattina l'arrivo in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che quest'anno ha scelto Venezia
per celebrare, accompagnato dal ministro della difesa Guido Crosetto e dei vertici militari della difesa, la giornata del 4 novembre, giornata dell'unità nazionale e festa delle forze armate. Il sindaco Luigi Brugnaro ha emesso un'ordinanza con misure straordinarie a tutela della pubblica sicurezza che scatterà dalle ore 2 di lunedì mattina. I negozi nell'area di San Marco, dove si svolgerà la cerimonia, dovranno restare chiusi e non potranno iniziare l'attività prima delle ore 15. L'ingresso in piazza San Marco sarà permesso solo alle persone accreditate attraverso degli appositi varchi. I pubblici esercizi di piazza e piazzetta San Marco potranno restare aperti solo per il ristoro delle persone accreditate all'evento. Programmata anche un'alzata straordinaria del Mose per evitare ogni rischio di acqua alta. Il maggiore Nicola Odoardo Falconi, comandante del nucleo speciale idroambulanze dell'Ordine di Malta, dà così il benvenuto al presidente Mattarella. Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che è anche il capo delle forze armate, ha deciso quest'anno di celebrare la festa principale, più importante delle forze armate nella città lagunare. È importante perché il 4 novembre ricorda la vittoria della Grande Guerra, una guerra che ha completato l'unità nazionale, una guerra molto significativa. Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10:45. L'arrivo del Capo dello Stato è previsto per mezzogiorno. Ci sarà anche l'esibizione delle frecce tricolori. Venezia ha ricevuto l'onore di questa celebrazione che quindi assume livello nazionale e di questo dobbiamo essere grati al Capo dello Stato. Allora, 11:30 di lunedì saremo già in diretta con un'edizione straordinaria prima della prima edizione per raccontarvi un po' l'attesa di Piazza San Marco per il Capo dello Stato e poi vi racconteremo ovviamente in diretta la cerimonia. Questo alle 11:30 del lunedì. Domani sera invece, visto che siamo in tema di appuntamenti, domani sera alle 21 su Antenna 3 in prima serata vi riproporremo il documentario di Media Nord-Est, Veneto in ginocchio. Sono passati 6 anni dalla tempesta Vaia che sconvolse la montagna veneta e non solo, per 4 giorni dal 26 al 30 ottobre 2018, quella pioggia eccezionale più di quanta ne cade addirittura durante l'alluvione del 66 e poi i venti che raggiunsero velocità mai vista nelle nostre parti fino a 200 km all'ora, le raffiche potenti che spazzarono via 15 milioni di alberi. Domani sera dalle 21 rivivremo quei giorni che davvero sono impossibili da scordare e che sconvolsero il nostro territorio. Domani sera alle 21. E a proposito l'ora di montagna, andiamo nel Bellunese. Per tornare a parlare della legge sulla montagna, nella legge sulla montagna passa anche l'emendamento sul contenimento della presenza del lupo, del grande predatore. La vicepresidente della provincia Silvia Calligaro dice: così si tutelano settore primario e residenti delle terre alte. È un importantissimo passo avanti, nel senso che con il DL Montagna viene demandato alla Regione la gestione, come avviene per altri capi, del predatore. C'è anche l'emendamento che riguarda una diversa gestione del lupo nel testo della legge quadro sulla montagna che ha avuto il via libera del Senato. L'ha presentato Maynard Unwalder e tra le firme anche quella del senatore bellunese Luca De Carlo. Sicurezza e tutela della pubblica incolumità allo scopo della modifica approvata a Palazzo Madama, che prevede che con decreto del Ministero dell'Ambiente, d'intesa con il Ministero dell'Agricoltura, si definisca annualmente su base regionale o delle province autonome il tasso massimo di prelievi, tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus. Finalmente, afferma la vicepresidente della provincia Silvia Calligaro, si potrà superare una visione lupocentrica che negli ultimi anni è stata causa di caos e ha costituito una vera sciagura per la montagna bellunese. Gestione, la parola chiave. In questo caso, per quanto riguarda il lupo, noi come provincia di Belluno abbiamo già dato un incarico da tempo al professor Apollonio dell'Università di Sassari proprio per monitorare la situazione. Adesso sappiamo che con il DL Montagna sarà possibile fare un censimento di quella che è la presenza del lupo, i branchi all'interno del territorio, in modo tale che ci sia una conoscenza che adesso manca. E dunque il compito della Polizia Provinciale sarà ancora più importante, dalle stime della popolazione, dal rilievo
rilievo dei danni si passerà alle decisioni da prendere sulle misure da adottare per tutelare le attività zootecniche di montagna come le aziende agricole di molti hobbisti che sono un presidio prezioso del territorio. Un'accelerata dopo il declassamento dello status di protezione del lupo da parte dell'Unione Europea che ha gettato le basi per una modifica delle norme nazionali. La provincia opererà in contatto diretto con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi che da anni è componente del team istituzionale del milionario piano europeo Life Wolf Alps. Molteplici le aree di intervento, dalla divulgazione alla ricerca. È dello scorso settembre la notizia della cattura di una femmina di lupo nella zona gordina del parco che è stato radiocollarato proseguendo il progetto di ricerca avviato nel 2022 per lo studio del comportamento del grande predatore. È di segno negativo il mondo dell'impresa bellunese secondo la fotografia scattata il 30 settembre dalla Camera di Commercio. Meno 69 unità, il bilancio delle imprese attive e i settori più colpiti dalla moria sono commercio e manifatturiero, ma perde terreno anche il comparto dell'alloggio e della ristorazione, meno 33 sedi. Mantengono una significativa presenza le imprese artigiane con una lievissima contrazione rispetto al 2023. Guardando la natura giuridica, il report della Camera di Commercio evidenzia una crescita di fondo delle società di capitali aumentate di 80 unità a Belluno e che tendono a consolidarsi non solo nei settori di espansione ma anche in quelli che stanno attraversando una fase di contrazione come alloggio e ristorazione, manifatturiero e il commercio. Sarà inaugurata domani a Canale d'Agordo la casa natale del beato Albino Luciani. Sono terminati gli ultimi lavori della ristrutturazione della casa acquistata con i risparmi donati dal cardinale Beniamino Stella con il sostegno del vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo. Situata a circa 200 metri dal museo, la casa natale di Papa Luciani ha visto nascere e crescere il giovane Albino Luciani fino al 1923, quando a 11 anni entrò nel seminario di Feltre per seguire la sua vocazione. L'abitazione è appartenuta alla famiglia Luciani fino al 2019, quando venne acquistata dalla diocesi di Vittorio Veneto. Si intitola Albrecht Dürer, un emigrante che fece fortuna, l'ultima fatica letteraria di Paolo Doglioni, imprenditore di professione ma storico per passione. La sua ricerca si interseca con la stretta attualità, dalla carenza di personale denunciata dalle imprese al disegno di legge sulla montagna, su cui in questo caso il giudizio del presidente di Confcommercio è negativo. Paolo Doglioni attinge ancora una volta l'ultima, come dichiara alla fine del suo volume, all'antenato Bernardo Dollone, vissuto tra il XII e il XIII secolo, e a lui chiede di utilizzare la macchina del tempo per entrare nel XV secolo e indagare la storia di Albrecht Dürer, il più grande pittore del Rinascimento tedesco. Dürer apparteneva a una famiglia di migranti, ungherese di nascita, con la famiglia si stabilì a Norimberga, dove fece fortuna. Paolo Doglioni lo spiega nella prefazione del libro Albrecht Dürer, un emigrante che fece fortuna, edito dalla DBS di Seren del Grappa. Dalla storia di Dürer possiamo trarre una lezione importantissima che può valere anche per i nostri tempi. E noi abbiamo bisogno di nuovi italiani che rispettino le nostre leggi, che si integrino fortemente nel nostro territorio. Tutti hanno bisogno di persone. La denatalità e lo spopolamento sta facendo vivere il nostro territorio in una maniera veramente di emergenza. Storia e attualità dunque vanno a braccetto e in questo libro, sostenuto dalle Camere di Commercio Belluno Treviso, Venezia Rovigo, Pordenone Udine e dalla Confcommercio Nazionale, in distribuzione proprio in questi giorni. Con il ricavato della vendita Paolo Doglioni aiuterà un progetto di welfare della provincia di Belluno a favore delle donne. Servono per finanziare le rette degli asili e gli asili nido di quelle mamme a basso reddito che lavorano, perché la donna in questo momento, se vuol lavorare, deve avere qualcuno che tiene i bambini. Come fa la donna a fare figli se poi non sa dove metterli? È un piccolo contributo che io mi sento di dare per questo territorio che già è in difficoltà e cerchiamo che non lo diventi ancora di più. Facile l'aggancio con il testo del disegno di legge montagna licenziato dal Senato. Secondo lei quel testo è sufficiente? No, non è sufficiente. Permettetemi di dire, se uno lo legge attentamente, tutto quello che è all'interno di questi 200 milioni che sono insufficienti va giustamente bene alla sanità, alla scuola e alle start-up, tra l'altro con crediti di imposta. Quindi
veramente molto poco, veramente molto poco. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.